Il Vescovo ha secondato e voluto questa iniziativa e ha condiviso subito alle richieste e ha messo a disposizione questo spazio perché ha riconosciuto la validità di questo strumento ormai necessario dove si raduna un certo numero di persone considerevoli, anche adulte. Una data scelta non a caso, quella del 21 novembre, per inaugurare il defibrillatore nel Duomo di Treviso. Nel giorno della festività della Madonna della Salute, mettere un dispositivo salvavita all'interno della cattedrale è un segno di cura e sensibilità. Un grazie sincero per questa attività e questa iniziativa che io ritengo non solo valida, ma che aiuta una comunità che viene a pregare per ovviamente la propria anima, lo dico sempre, e che se serve viene curato il cuore, che è un'altra cosa importante dell'individuo, della persona. L'ULSS 2 si rende anche disponibile a fare dei corsi per consentire a chiunque di imparare ad usare il macchinario. Noi ci mettiamo a disposizione della diocesi per tutti coloro che ovviamente vorranno fare il corso, lo faremo ben volentieri perché questo è un minimo servizio che possiamo dare alla nostra comunità, ovviamente ai nostri cittadini. Il defibrillatore del Duomo è stato donato da Croce Azzurra, mentre quello di San Nicolò sarà a cura di Classe Allestimenti. Siamo dei volontari che facciamo urgenza e emergenza nei fine settimana e durante la settimana. Purtroppo vediamo tantissimi casi e con l'uso del defibrillatore riesce a salvare una vita. Assolutamente, lo possono usare tutti, ci sono anche dei corsi chiaramente che vengono fatti, però anche senza corso si possono usare, anche perché in casi estremi, quando succede qualcosa ovviamente avendo il defibrillatore, dopo si chiama 118 e il 118 gli operatori ci guidano passo passo su quello che dobbiamo fare, dunque è semplicissimo. Anche se può sembrare una novità, in realtà i defibrillatori erano già entrati nelle chiese trevigiane, in particolare a Castelfranco, dove sono stati installati già da qualche mese.